Ieri, col rito dell'incoronazione della Madonna delle Acque nel santuario di Santa Maria Acquas a Serdara, la diocesi di Ales Terralba ha una chiesa locale. Hanno voluto dal vescovo diocesano Monsignor Paolo Gibertini in occasione del 300° anniversario della consacrazione della cattedrale di Ales. Un avvenimento che ha coinvolto tutta la diocesi. Ieri, nello spiazzo antistante il santuario di Santa Maria Acquas, c'erano almeno 15.000 fedeli. Sacerdoti, religiose, laici, giovani, fanciulli, malati non sono voluti mancare per vedere, ha detto Monsignor Pier Giuliano Tidia, arcivescovo di Oristano, sul capo di Maria Santissima la fulgida insegna della sua regalità che corona la sua maternità. Le popolazioni della diocesi di Ales hanno sempre dimostrato una sensibile venerazione per Santa Maria Acquas. Si ritiene che la presenza del culto mariano nella zona sia stato mantenuto ed incoraggiato nell'epoca del dominio bizantino in Sardegna. Lo stesso antichissimo simulacro della Beata Vergine delle Acque rappresenta un motivo di religiosità mariana molto caro alla Chiesa bizantina. La tradizione vuole che il simulacro appartenesse alla distrutta Villa d'Abbas, i cui abitanti l'avrebbero nascosta prima di un'incursione araba. Con una lettera del 15 agosto dell'80, firmata dal credo di Sardara e da tutti i sacerdoti della diocesi, fu presentata al vescovo diocesano d'allora, Monsignor Antonio Tedde, una supplica per ottenere la elevazione della Chiesa delle Terme al titolo e al ruolo di santuario mariano diocesano, e a proporre che la Beata Vergine delle Acque fosse dichiarata patrona principale della diocesi di Ales Terralba. La richiesta venne accolta da Giovanni Paolo II il 4 luglio dell'81. Con il gesto rituale dell'incoronazione si è voluta attestare la fede in Maria e, affermato Monsignor Paolo Gibertini, il grato riconoscimento dei doni di misericordia che Dio elargisce per l'intercessione materna di Maria, al quale il popolo sardo si affida con tutto il cuore.